Faccio solo la premessa di dire che mano a mano mi dici di scrollare il file in modo tale che lo faccia vedere. Lo dico per tutti, anche quelli che ci ascolteranno poi in registrata. Questo che vedete è il ricorso preparato dallo studio dell'avvocato Luca Zano Cantarutti e adesso ci spiegherà come muoversi e come fare per il tutto. Va bene, Luca, a te la parola. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito che mi ha rivolto Roberto a organizzare e spiegare questo passaggio. Ovviamente, essendo moltissime le persone interessate, o perché ristoratori che hanno tenuto aperto in occasione della manifestazione Io Apro del 15 gennaio, o perché si tratta viceversa di avventori che hanno partecipato come clienti a questa manifestazione, diciamo così, le posizioni possono essere diversificate. Naturalmente, visti i numeri di cui si è parlato, ho sentito che solo a Padova ci sarebbero 1600 persone coinvolte a vario titolo, o comunque aderenti alla manifestazione. È chiaro che non potevo preparare 1600 ricorsi diversificati. O meglio, avrei potuto farlo, ma naturalmente a condizioni diverse, con condizioni diverse. Quindi ho predisposto il testo che Roberto sta mostrando in sovraimpressione, che è un testo che va bene per tutti, nel senso che al suo interno sono state inserite sia le motivazioni di opposizione per gli avventori, sia quelle per i ristoratori. Semplicemente ciascuno dovrà finire di compilarlo, seguendo le istruzioni che adesso cercherò di dare in maniera molto semplificata, finire di compilarlo con i propri dati e con i dati soprattutto dell'ordinanza ingiunzione del prefetto che si andrà ad impugnare. Prego quindi di fare riferimento al testo che viene mostrato, dove vediamo ufficio del giudice di pace di. Allora, è chiaro che se questo ricorso venisse fatto, ad esempio, da Roberto, lui questo ricorso lo presenterebbe al giudice di pace di Venezia, perché a Marcon è un comune che rientra nella giurisdizione del giudice di pace di Venezia. Come si fa a capire qual è il mio giudice di pace competente? Facilissimo. Perché a Padova sarà Padova, o meglio, perché in provincia di Padova sarà giudice di pace di Padova, perché in provincia di Venezia quello di Venezia, e via dicendo. Per puro scrupolo, siccome ci sono alcune piccole varianti, ad esempio per la Bassa Padovana si rientra nella competenza del giudice di pace di Rovigo, in questo caso suggerisco di guardare in internet, digitare il nome su Google, il nome del proprio comune, ad esempio Marcon, seguito dalle parole giudice di pace, e viene fuori qual è il giudice di pace competente per quel comune. In caso di dubbi fate tranquillamente riferimento a Roberto, con il quale siamo in contatto quotidiano, e quindi vi daremo tutte le indicazioni del caso. Però, ripeto, è molto semplice. Quindi, ufficio del giudice di pace di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, quello che può essere. Io sottoscritto, vedete, c'è scritto, io sottoscritto cognome e nome. Per esempio, Agirmo Roberto. Roberto ti prendo come esempio per tentare di compilarlo. Io sottoscritto Agirmo Roberto, nato a residente, si mette tutti i propri dati, codice fiscale, espongo quanto segue. Allora, se questa è una parte intuitiva, prova a salire un pochino, per favore, Roberto. Ecco, qui, fermo. Scendi di una riga. Ok. Ecco, vedete che poi ci sono viceversa due piccoli paragrafi nei quali bisogna prestare molta attenzione. Il primo è quello dove c'è scritto in data che dovrete inserire voi, mi veniva notificata l'ordinanza ingiunzione numero, e dovrete inserirlo,
emessa in data X dal prefetto D. Faccio un esempio. In data, ad esempio appunto oggi, in data 23 febbraio 2021, mi veniva notificata l'ordinanza ingiunzione numero 18/2021, emessa in data, sarà stata emessa qualche giorno fa. Mi è stata notificata oggi, all'inizio c'è scritto in data X, mi veniva notificato, cioè quando io la ricevo. Leggendo l'ordinanza vedete che alla fine c'è una data e andrà inserita nella riga dove c'è scritto emessa in data X. Ripeto, in data, facendo un esempio, 23 febbraio 2021 mi veniva notificata l'ordinanza di ingiunzione numero 18/2021 emessa in data, per esempio, 16 febbraio dal prefetto di Venezia, e lì guarderete qual è il prefetto che l'ha emessa. Mi permetti? Per renderla Certo, ancora più Roberto. banale, dimmi se è corretto. La data, in data, quando si va a ritirarla in posta o quando te l'hanno consegnata fisicamente, se non è errato, emessa in data, si guarda sul foglio che è arrivato a casa. Esatto, perfetto. Ok. Con detta ordinanza ingiunzione mi veniva contestata la violazione degli articoli, e qui dovrete leggerli sull'ordinanza ingiunzione. Anche qui è molto semplice, nell'ordinanza c'è scritto di solito qualcosa del tipo: si contesta alla signoria vostra la violazione degli articoli alfa, beta, gamma, 1, 2, 3, quello che può essere, della legge numero, o meglio, scusate, ho sbagliato a parlare, del DPCM numero, quello che è il 18 piuttosto che il 20. Per essersi in data 15 gennaio alle ore 20:30 recato a cena presso il ristorante, e mettete il nome del ristorante dove vi trovavate a cena. Conseguentemente veniva erogata la sanzione di euro, dovrebbe essere 400 di multa. Ecco, questo è tutto quello che dovete compilare, perché le altre 8 pagine di ricorso, quindi sono 8 righe, diciamo, che dovete compilare voi come soggetti opponenti che fanno ricorso. Le altre 8 pagine sono già pronte. E solo in fondo, sull'ultima pagina, poi vi spiegherò anche un altro paio di cose, solo in fondo, sull'ultimissima pagina, Roberto ti ringrazio, se vai proprio in fondo, ecco, fermo lì. Sali di una riga, ecco, dichiarazione di valore. Ai sensi della legge 488/99, successive modifiche di integrazioni, si dichiara che il valore della causa è di euro, dovrebbe essere 400, cioè l'importo della multa. E il contributo unificato che va versato, poi vi spiegherò come, ammonta ad euro 47. Come va versato? Bisogna andare al tabaccaio e dire: caro tabaccaio, voglio una marca da bollo, o meglio, voglio un contributo unificato, vedete che c'è proprio scritto qui, pagina 7, un contributo unificato da 47 euro. Questo è il costo della, quella che una volta si chiamava la marca da bollo, che bisogna versare per presentare questo tipo di opposizione. Domanda. Sì. Ci sono molte persone, come hai visto, che oltre ad aver preso la multa dei 400 euro relativi al DPCM sull'apertura, eccetera, eccetera, hanno preso anche la sanzione per essersi spostati al di fuori del comune. Sì, i motivi di ricorso sono, dopo li vediamo, Roberto. Okay. Lo schema è uguale per tutti. Nelle prima pagina, nelle righe dove c'è scritto mi veniva contestata la violazione degli articoli, Torno su. pari. Quindi qua sostanzialmente, esatto, con detta ordinanza ingiunzione veniva contestata la violazione degli articoli
quello che è, che saranno scritti, per esserci in data X alle ore Y recato a cena presso il ristorante. Quindi se nel caso qualcuno era fuori comune e ha preso ipoteticamente i 400 più altri 400 euro di multa, dovrà scrivere conseguentemente viene erogata la sanzione di euro 800 e il contributo unificato è paritetico? Sì, il contributo unificato fino all'importo complessivo di 1.100 euro non cambia. Ok, perfetto. Okay. E chiaramente dove c'è scritto conseguentemente veniva erogata la sanzione di euro, lì dovrà essere completato con l'importo che verrà indicato sull'ordinanza ingiunzione. Non sono in grado di assicurare che siano 400 euro, perché se non l'avrei scritto, naturalmente bisognerà vedere qual è la sanzione verbale che il prefetto andrà ad indicare. Sì, allora mi chiedono, non so se leggi quello che leggo io sul mio monitor. Sì, io ad esempio, ok, vai. Vedo, allora, Io ad esempio mi sono recato presso un bar in orario aperitivo, quindi pre-cena, a consumare uno spritz. Nel modulo va bene uguale se è scritto cena e ristorante? Allora, sarà opportuno scrivere pre-cena e bar al posto di ristorante. Ok. Chiaramente avremo 1000 tipologie diverse, va semplicemente un po' adattato, ma in maniera molto intuitiva. Ok. Per quello che riguarda, perché se non ricordo male ti ho inviato anche un paio di ristoratori. Uno è per l'appunto... Ci sto arrivando, Roberto, è la riga dopo. È la riga dopo. Devesi preliminarmente evidenziare che il ristorante si atteneva rigorosamente alle normative igieniche anti-Covid-19, prevedendo un numero di avventori contingentato, garantendo le idonee distanze di sicurezza tra i tavoli e fornendo i necessari dispositivi igienizzanti. Al proposito, peraltro, nessuna contestazione veniva elevata. Naturalmente questo l'ho scritto perché non mi risulta, e spero di non sbagliare, non mi risulta che siano state elevate, o meglio per ora, verbali di accertamento da parte dei carabinieri piuttosto che della polizia locale per il fatto di non rispettare le distanze tra i tavoli, il sovraffollamento. Quello non ne ho viste neanche una fino adesso. Mi risulta almeno. Qualora dovesse essere... Come? No, non ne ho viste neanche una. Roberto, ti risulta diversamente? No, è tutto esattamente come dici tu. Ecco, qualora ci fosse qualche multa di questo tipo, invito a contattare Roberto e vediamo di aggiungere qualche cosa. Ma di aggiungere qualche cosa solo su questa riga, perché quando poi scriviamo avverso tale ordinanza di ingiunzione, propongo opposizione per i seguenti motivi, tutto il resto, resta dove eravamo, Roberto. Tutto il resto è uguale e valido per tutti, perché il concetto semplicemente, lo banalizzo un po', è questo. Questi famosi DPCM non possono imporre le regole che hanno imposto, perché sono limitazioni che non possono, a mio parere, ma non solo mio, non possono essere imposte attraverso lo strumento di un DPCM, cioè di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è il classico uomo solo al comando. Il nostro ordinamento, a mio parere, ripeto, ma non solo mio, dello stesso parere è l'attuale Ministro della Giustizia, Cartabia, che poi ho citato in un passaggio, riteneva queste norme non conformi alla Costituzione ancora un anno fa, quando sono usciti i primi DPCM. Ci tengo però a richiamare la vostra attenzione, perché il mio compito questa sera non è quello di fare lezioni di diritto, quelle le faccio agli miei studenti, ma quello di cercare di mettere tutti in condizione di capire esattamente come compilare, come completare questo atto di ricorso. Bisogna prestare molta attenzione all'ordinanza ingiunzione. Quello che vi è arrivato finora
almeno per quanto mia conoscenza, non è l'ordinanza ingiunzione. Quello che vi è arrivato è un accertamento, cioè il verbale fatto dai carabinieri piuttosto che dai vigili urbani, dalla polizia locale, i quali hanno detto: ti contesto, caro signor Roberto Agirmo, ti contesto che il fatto che tu ti sia recato a cena quando non potevi. Quello è un accertamento. Trascorsi 30 giorni da quell'accertamento, senza che voi abbiate presentato memorie difensive, diciamo così, o scritti difensivi, a quel punto sarà il prefetto di Venezia piuttosto che di Padova, di Rovigo piuttosto che di Vicenza, sarà il prefetto che vi notificherà l'ordinanza ingiunzione. Quindi, se avete qualche dubbio, non esitate a contattare Roberto Agirmo e vi chiariremo subito tutti i dubbi. Ma è molto semplice, sarà sufficiente vedere se quello che vi è arrivato reca in testa la dicitura ordinanza ingiunzione e se è emessa dal prefetto. Se è emessa dal prefetto, allora quello è l'atto contro il quale dovete proporre questo ricorso. Ecco, mi scusi, spero di averlo semplificato così. Chi è che sta intervenendo? Luca Toniolo. Allora, chiedo solo una cosa. Allora, tra 7 minuti si interrompe la riunione, giusto per... Ok. No, niente, scusa, velocissimamente. Allora, ecco perché alla fine di tutto quanto gli allegati, no, delle pagine c'è distinto benissimo quando è stato contestato da parte dei carabinieri e quando invece arriva l'ordinanza di ingiunzione, no, da parte del prefetto. Esatto. Quindi aspettiamo che arrivino e poi eventualmente compiliamo questo foglio qua, no? Esatto. Prego Roberto di andare a pagina 7, l'ultima. Eccola lì. Pagina 7. Vedete, produzioni documentali. Ad istruttoria si producono i seguenti documenti. Qui chiedo scusa, c'è un refuso. Ad, la I non c'entra. Ad istruttoria si producono i seguenti documenti. Primo, il verbale di accertamento. È quello che è stato fatto il 15 di gennaio. Chi l'ha avuto? Per chi l'ha avuto, naturalmente. Il verbale di notifica e l'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto. Sono i documenti che dicevamo poco fa e che dovete indicare. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto si propone questo ricorso. Naturalmente poi va firmato, se scendi Roberto di una riga, ecco, probabilmente nel format. Sì, è come l'ho aperto il mio computer. Sì, ecco, però attenzione, luogo, data e firma, è bene che nell'impaginazione, Roberto, siano corretti e riportati sopra pagina 7 senza... Certo, è come se è aperto il file con la schermo più chiuso. Sì, ecco quello, esatto. Vedo che Stefano chiede dove è possibile trovare il documento che stiamo visionando da scaricare. Allora, io alle persone che mi hanno mandato la mail mando il documento, quindi tutti coloro i quali mi hanno mandato la mail e quelli che mi hanno mandato il messaggio in WhatsApp, gli giro domani, gli giro il tutto. Se comunque qualcuno ha bisogno ulteriormente può scrivere ad agirmo67@gmail.com. Lo ridico, è Agirmo, Ancona, Genova, Imola, Roma, Milano, Otranto, 67 il numero, @gmail.com. Ecco, volendo andare velocemente, cosa sì, anche perché ci sono 2 minuti, perché non ho il Zoom. No, Roberto, molto velocemente. Questo va compilato una volta che avete ricevuto l'ordinanza ingiunzione. Allegate, come abbiamo appena visto, si producono, cioè si allega una fotocopia dei documenti che abbiamo indicato e si deposita all'ufficio del giudice di pace competente per territorio, come abbiamo spiegato prima. Domanda superflua, bisogna mettere anche copie dei documenti o basta mettere i numeri o neanche quelli? No, l'ho appena documenti detto. Documenti di identità pago.
ad istruttoria si producono, cioè vanno allegate qui, le fotocopie del verbale della notifica o dell'ordinanza di esecuzione del prefetto. Va bene. Con la marca da bollo che purtroppo 47 euro vanno spesi. Ok, io ho pochi giorni per portarlo, cioè il verbale. Ah, ok, ho capito, perfetto. C'è qualcuno che entra adesso. E vabbè, Luca, io... Eventualmente facciamo così, io spero di aver dato i chiarimenti, casomai organizziamo un'altra riunione di questo tipo fra qualche giorno, fra una settimana, in modo che se qualcuno ha preso i documenti, li ha visionati, non risulta chiaro, possiamo fornire ulteriori elementi. Casomai, eventuali domande, suggerisco di anticiparle già a Roberto Agirmo, in modo che la prossima volta rispondiamo subito. Io comunque, come ho già detto, questa riunione su autorizzazione dell'avvocato l'ho registrata e adesso la farò girare anche nei social che sono internet, sono WhatsApp, sono Facebook, scusi, internet, sono Facebook, sono Telegram, ovunque ci sia la possibilità di poterlo mettere, lo metto in modo tale che ci sia la possibilità di recuperarlo. E in ogni caso agirmo67@gmail.com è la mia mail alla quale potete chiederlo. Vedo che Giorgia Paperini scrive, quindi non dobbiamo venire lì in studio, no, mettiamo a disposizione, questo è un atto così, di amore per la nostra terra e per le nostre imprese, e quindi non dovete venire assolutamente nello studio dell'avvocato. Collegatevi con Roberto Agirmo, vi mando il facsimile, fra una settimana cercheremo circa di organizzare, guardo Roberto, un'altra riunione in modo che verranno date ulteriori delucidazioni a chi non avesse ancora chiari alcuni passaggi. Sì. Allora Luca, io come al solito ti ringrazio, facciamo finta che ci sia un applauso virtuale da parte di tutti e grazie ancora per la disponibilità che dai sempre in queste occasioni. È un piacere. Buona serata intanto. Grazie a tutti, buona serata a tutti. Ciao. Grazie. Ciao ciao.